questo periodo così buio per l'umanità a causa della pandemia, molte persone, a prescindere se sono in un cammino spirituale o meno, hanno paura. Si preoccupano per se stessi, per i propri cari, per il proprio lavoro. La situazione in questo momento direi che sembra seria. Dico così per non schierarmi né dalla parte di coloro che dicono che sia veramente seria, né dalla parte di chi dice che questa sia soltanto una scusa per l'economia, per controllare le persone e quanto altro. Quindi, visto che il mio video vuole concentrarsi su altri aspetti, ripeto sostenendo che la situazione sembra seria, ma ognuno di noi non deve essere serio al riguardo. Che significa non dobbiamo essere seri? Significa che non dobbiamo seguire le regole? Niente affatto. Significa semplicemente che dobbiamo mantenere alto l'umore. È importantissimo fare questo perché aiuta a mantenere efficienti le difese immunitarie, con la piacevole conseguenza di avere meno probabilità di ammalarci. Dobbiamo fare tutto il necessario per staccare almeno per un po' di tempo la spina dal problema Covid. Tra l'altro vi invito a non considerarlo un problema, ma una situazione da affrontare. Vi assicuro che è decisamente diverso. Chiamarlo problema ci paralizza e ci manteniamo così dove siamo, in balia degli eventi, mentre chiamarla situazione da affrontare ci fa muovere nella direzione soluzione fino a che la tempesta non sarà passata. Sì, perché ricordatevi sempre che dopo la tempesta c'è sempre il sole. Alcuni consigli per allentare i pensieri e tenere alte le difese immunitarie. Ballare, direi. Da soli, non importa essere per forza in compagnia, si muove anche da soli l'energia del nostro corpo, basta muoversi, ballare, qualsiasi cosa. Cantare, di certo canzoni che ci ricordano alcuni bei momenti della nostra vita ci rendono gioiosi e sereni. Giocare con i bambini, ad esempio, loro sanno benissimo come passare la giornata vivendo esclusivamente il momento presente. Scrivere un diario, per svuotare la mente da tutti quei pensieri che si ripetono in maniera ossessiva. Affidare a carta e penna ciò che abbiamo in testa alleggerisce il peso di ciò che ci assilla. Dedicarci ad un hobby, poiché immergersi nelle proprie passioni mantiene lontani dal tempo e da ciò che ci preoccupa. Se poi aggiungiamo meditazioni, tecniche energetiche e quanto altro, direi che ci possiamo sentire in una botte di ferro e direi anche schermati da tutto ciò che si può percepire pesante intorno a noi. Mi riferisco ovviamente a tutte quelle cose che solitamente si definiscono negative, persone, situazioni e quanto altro. Dirlo così sembra facile, ma fare tutte queste cose o seguire anche solo in parte dei suggerimenti che vi ho dato può risultare faticoso, a volte quasi impossibile. Allora che fare? Farlo e basta. Avete mai visto un bambino che si chiede se è bene giocare oppure no? Lo fa senza chiedersi perché, sa che quella cosa lo rende felice e semplicemente la fa. Spegnendo la mente o almeno metterla a tacere di tanto in tanto farà risolvere come per incanto il problema Covid? Direi proprio di no. Non dipende da noi, ma come vivere la nostra vita direi proprio di sì. C'è solo quindi una scelta da fare tra due atteggiamenti opposti. Preoccuparsi per qualcosa che potrebbe non accadere mai, oppure scegliere di passare il tempo in maniera migliore, in attesa che tutto passi. Vi lascio a riflettere. Grazie a tutti per avermi ascoltata fino alla fine. Ciao!